Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel diario del Marietto Veneziano e anche in YouTube, perché questo video sarà poi replicato col sonoro su YouTube, in cui vi farò vedere alcuni magari passaggi in moto che ho fatto questi giorni. Ieri vi ho portato in un bellissimo posto a vedere un lago stupendo. Oggi vi porto con me a fare una passeggiata nei campi, dove anni fa incontravo delle persone, perché capite, adesso vi racconto 2 o 3 passaggi della vita, no? Perché generalmente quando uno nasce, i primi 20 o 30 anni pensano che sia tutto lì, non pensano che invecchieranno, o che, ma neanche invecchieranno, avranno molto spazio nella vita, no? Noi sappiamo che l'aspettativa della vita si è allungata generalmente per l'uomo sui 79-80 anni, a dipendenza delle regioni, e per le donne 84 anni, no? Però, ad esempio, avete visto in questi giorni che è morto un personaggio molto importante in Italia, che è stato sempre al comando di grossissime multinazionali italiane e che è arrivato fino alla veneranda età di 94 anni. Sicuramente avrebbe potuto puntare molto di più, ma il suo karma un po' il tutto. Quindi diciamo che più o meno a 60 anni, oggigiorno, una persona, se ha le idee chiare, nasce in un ambiente sano e non ha come punto focale la materialità ma la spiritualità, diciamo che a 60 anni, ciao Graziella, grazie. Purtroppo vediamo degli esempi in giro di persone invece che a 60 anni arrivano praticamente messi piuttosto in un certo senso provati, no? Provati perché hanno fatto errori importanti della loro vita, errori più che altro per ignoranza, perché sapete, come diceva Osho, il peccato originale non è Adamo ed Eva ma è l'ignoranza, Quindi quando uno nasce in un ambiente in cui c'è molta mancanza di conoscenza, poi verso 50 e 60 anni in un certo senso è un pochettino rovinato. Spero che si senta bene il sonoro, perché ieri su quel posto dove sono andato per farvi vedere il panorama, il video, avevo un sonoro scarso perché non arrivava bene la linea. Ciao Lara, grazie di esserti lì. Bene, quindi sapete che il Marietto pensa che le persone possono vivere tranquillamente se hanno in un certo senso un'idea dell'alimentazione, un'idea della spiritualità sana, possono arrivare tranquillamente a 90 anni, karma permettendo. E qui entrano in campo alcune dinamiche, no? Oggi abbiamo i social che ci permettono, ciao cara, grazie per il tecnicismo del sonoro, grazie di avermi aiutato. Quindi noi sappiamo che abbiamo questo potenziale di 90 anni in tasca, abbiamo i social che ci permettono con pochi spiccioli di usufruire di tanta sana informazione e anche informazione malata. Quindi c'è chi in un certo senso, purtroppo, o per il karma o per ambizioni, va in gruppi che magari al posto di dirgli come arrivare felicemente a 90 anni gli sparano boiate sulla materialità, di essere felici con la ricchezza della casa, di essere, e chi invece entrano in gruppi dove gli spiegano come costruire adagio adagio questa piccola base che lo porterà tranquillamente a 90 anni senza troppi sprechi di energia, perché anche pensare tutti i santi giorni alla materialità, è vero, sia tante cose. Io conosco gente che guadagna 60.000 euro al giorno, ma che praticamente è schiavo della sua materialità e guarda anche i 2 euro per un gelato, no? Eppure dice, ma come cavolo, guarda 60.000 euro al giorno in tasca. Eppure così, cioè, a parte che poi dopo, come ho spiegato nella pillola di ieri, andrà nel paradiso di Brissago e lì ci sarà un conto salatissimo. Però purtroppo questo è quando una persona
nei primi 20 o 30 anni della propria vita ha un'istruzione, un addestramento sulla materia, a un certo punto sapete che i primi 2 o 3 anni sono importantissimi per la fabbricazione mentale delle persone, lo schema mentale, la mappa mentale, chiamatela poi come volete, ma se i primi 3 anni sono così, poi gli altri 30 si butta nella materialità e poi magari si arriva anche a 90 anni. Se arriva a 90 anni che si è vissuto, come diceva Osho, un solo giorno perché è un copia e incolla, non si è costruito niente a livello spirituale, solo materiale, saranno contenti i nipotini che erediteranno, ma quella persona poi quando va dall'altra parte del velo avrà una brutta sorpresa. Dico anche questo per raccontarvi 2 fatti. Sapete che il vostro marietto gli piace camminare. Ciao Fiorenza, ciao Simonetta, grazie di esservi uniti, no? Anni fa io camminavo sempre nei campi, perché sapete ormai nei boschi, e ci sono 2 casi praticamente simili. Incontravo delle persone che avevano 60 anni, 70 anni, mi mettevo a parlare, a spiegare in modo gratuito della melatonina e di quant'altro. Dopo un po' queste qui mi ascoltavano, dopo un po' che le incontravo mi prendevano per il classico pazzo, no? Morale della favola, tutte e 2 a un certo punto, io le avevo viste, almeno una l'avevo vista col pendolino che sarebbe decollata, perché poi a casa facevo dei test con la radiostesia e vedevo che purtroppo almeno una sarebbe decollata. Morale della favola, cosa è successo? Quando se n'è andata la seconda, in cui ci siamo incontrati per diversi anni sui campi, parlavamo, lei aveva 2 cani, mi ricordo che ci siamo incontrati di notte quando se n'è andata e mi dava ragione, no? Mi aveva detto: stai attento a quell'altra signora, un'altra che avrei incontrato che era cattiva. Mi ha detto: io ho sbagliato, ti chiedo perdono, sei una brava persona, l'ho capito adesso che ho visto chi sei, perché dall'altra parte alcune cose si possono vedere, no? E allora quindi queste persone, certamente aveva 84 anni, 85, questa persona, la seconda che se n'è andata via con i cani, però ha sprecato tempo, perché quando gli dicevo le cose purtroppo non le riusciva più a afferrare, no? Lei pensava che aveva la mappa del mondo in tasca, pensava di aver già visto tutto il mondo, e gli dicevo delle cose che secondo me, secondo la mia esperienza e da quello che ho visto, erano corrette. Lei non le voleva prendere e quindi di conseguenza capite anche voi che alla fine questa se n'è andata, no? Se n'è andata. Però di notte, quando se n'è andato, è venuto a parlarmi e a spiegarmi che avevo ragione, no? Perché il marietto ogni tanto, quando se ne vanno alcuni, quella notte che se ne vanno, quel giorno che se ne vanno, vengono a parlare col marietto e chiedono scusa. O danno consigli, no? Quindi noi abbiamo questo potenziale immenso, ciao Beatrice, abbiamo questo potenziale immenso che, diciamo, ci dà questa possibilità immensa di vivere fino a 90 anni, una vita veramente piena e lontano dai guai, lontano dalla materialità. Ovvero, vi spiego, io ho conosciuto dei cabalisti che erano non ricchi, praticamente guidano il mondo. Molte società le danno magari, tra virgolette, si può dire, in mano ad altri materialisti, ma dietro sono loro che guidano. E se li incontrate per strada, sono delle persone semplicissime, ma se non ci fossero loro, altro che terza o quarta guerra mondiale sarebbe successa. E mi stupiva, perché è incredibile, no? Loro riuscivano a vivere nella semplicità essendo ricchissimi di materia, e anche ricchissimi di spirito. Invece ci sono persone che stanno lontani nello spirito, pensando solo alla materia, pensando ad andare in giro con Rolex d'oro, col Porsche, il Ferrari, insomma quelle cose lì, per mostrare un edonismo del loro ego, e lo mettono sul piedistallo, no? Allora capite, cari amici, come sarebbe bello arrivare a 90 anni, essere felici senza problemi e non avere problemi di sorte, sapere che si va dall'altra parte senza passare nel paradiso di Brissago. Chiaramente
noi siamo nati, almeno il sottoscritto è nato nel baby boom, no? Era finita la guerra, la gente aveva voglia di pace, di costruzione, le industrie andavano, l'abbiamo persa la guerra, ricordatevi, quindi le industrie andavano al top anche se avevamo perso la guerra, questo merito sempre dei nostri magisti che dietro le quinte, sebbene noi l'abbiamo persa, siamo diventati fino alla quinta potenza economica mondiale, anche perché il capitano degli Alpini di Torino ce l'ha dato. Ma questa era una materialità sana, la gente aveva sofferto per 5 anni e voleva ricostruire, voleva dare un calcio a queste brutture e voleva avere la pace in casa, avrebbe fatto qualsiasi cosa per la pace in casa. E questa è una materialità sana. Poi ci sono arrivati questi qui, i figli del baby boom, che non hanno capito lo sforzo dei genitori, l'orrore che avevano visto i genitori, la bestialità che avevano visto, e quindi sono creati questo piedistallo emozionale materialista senza pensare che se non sta bene il tuo vicino tu non starai mai bene, perché chiaramente se il tuo vicino non ha la pappa da mangiare a un certo punto dovrà andare a giro a cercare, no? E quindi anche a livello sociale si stanno creando delle discrepanze proprio perché, come vedete, ogni giorno chi ci comanda è messo peggio di molti materialisti. Quindi il succo del discorso di questa mattina cos'è? Il succo è che purtroppo noi abbiamo questi 90 anni potenziali di vita, come minimo, perché c'è gente che magari può vivere, però è chiaro, 90 anni vissuti come un copia e incolla, come quel signore che in estate guadagna 60.000 euro al giorno, che è attaccato ai 2 euro per un gelato, capite? E avrà anche il Porsche, avrà anche gli attici, avrà le flotte di aerei, di navi, quello che voi volete, ma resta sempre un mendicante, come diceva Osho. Poi c'è il tipo invece che va nei campi, non perché io vado nei campi, ma voglio dire, vive una vita tranquilla, senza esagerare, ed è in pace con se stesso, in pace col mondo. E sicuramente non andrà neanche nel paradiso di Brissago. Ma questo di chi è colpa? È colpa dell'humus in cui lui è cresciuto. Quindi voglio dirvi, voi dovete in un certo senso, se avete la fortuna, la botta di fortuna, chiamatela come volete, ciao Brunella, grazie di essere. Se avete la fortuna di entrare in un gruppo in cui avete anche la possibilità di incominciare a scaricare e attivare dei circuiti che vi diano la possibilità di schermarvi. Ad esempio, il primo circuito che a me mi hanno fatto vedere a 5 anni era la croce cosmica. La croce cosmica e l'Apollonius. La croce cosmica me l'hanno fatta vedere come un biglietto da visita. In quei tempi era un sigillo segretissimo, era un sigillo tipo la firma del capitano degli Alpini di Torino, era qualcosa di veramente, che la gente veniva uccisa e trucidata se dava questo sigillo in giro. Era proprio una cosa top secret che solamente le scuole misteriche, diciamo, importanti aveva. A me l'hanno fatto vedere, mi è entrato nel subconscio e da lì non lo si può più tirare fuori. Ecco, già avere il sigillo, cioè la croce cosmica, come 2000 più o meno, anzi scusate, quando facevo parte di quella scuola informatica era il 94, quando è venuto un veggente a vedere se potevano ferrare la mia vita, lui ha visto che avevo il sigillo, appunto, il circuito radionico della croce cosmica nel subconscio e si è messo l'anima in pace perché ha capito che non avrebbe potuto farmi niente. Io non mi ricordavo più perché me l'avevano messo nel subconscio 5 anni. Ecco, iniziare con una croce cosmica, mettersi dentro con una fotografia nella croce cosmica è già una bella protezione. Ripeto che potete anche mettere persone che magari sono in un certo senso andate, basta che mettete dentro la sua foto. Se mettete la foto di quando eravate piccolini è ancora meglio.
vi voglio raccontare ciao Paola, questo piccolo aneddoto per spiegarvi un po' il potere della croce cosmica. L'ho già ripetuto in altre pillole, ma voglio, così che chi magari è a metà del guado e nella materialità, ma ha avuto la botta del karma, si può dire, di incontrare i gruppi di Facebook di Hildegard Marietto Veneziano, con pochi spiccioli si può fare una protezione. Anni fa eravamo dentro un gruppo misterico e c'era, come si suol dire, un bravo ragazzo, che gli era appena morto un vicino di casa. Allora nel nostro gruppo c'era una veggente, una bravissima veggente, che aveva il dono di poter parlare col corpo astrale, mentale, budico delle persone che praticamente morivano. Questa persona è andata a vedere questo signore che non aveva mai incontrato nella sua vita, e questo signore era in una situazione veramente pesante, era in un vasto astrale importante, no? E chiedeva aiuto al suo amico vicino di casa, aveva 85 anni, no? E questo ragazzo qui, quando ha sentito la veggente, insomma, che raccontava che questo era preoccupato, che stava male in questa parte astrale dove era capitato, non sapeva cosa fare. Allora abbiamo consigliato di metterlo in due protezioni, una protezione mia, che è top secret, e la croce cosmica. Questo ragazzo però non aveva una foto di questo signore che era appena morto, allora è andato al cimitero, ha fatto una foto che era sulla lapide, l'ha portata, ha messo la foto nella croce cosmica e poi l'ha data nel gruppo misterico dove eravamo, no? Morale della favola, dopo qualche tempo la veggente ha voluto rivedere come stava quel signore era uscito da quella situazione veramente tremenda, ringraziava il suo amico, ringraziava il gruppo e ha detto cose che avevano commosso anche la veggente. Ricordo però che la veggente non aveva mai visto quel tipo prima, ma l'aveva visto poi a livello eterico, astrale, com'era nella realtà. Un altro caso che potrei dirvi sulla croce cosmica dell'importanza è stato più o meno 8-9 anni fa. Io avevo una parente che avevo visto che sarebbe decollata dopo 3 mesi. Sono tutti racconti di fantasia, no? Poi non andate a dire in giro che il Marietto dice queste cose qui, perché sapete che il Marietto si sveglia la mattina e racconta solo frottole. Comunque, morale della favola, io vedo che questa signora qua sarebbe decollata dopo 3 mesi e insomma non sapevo come dirglielo, no? Non sapevo come dirglielo, è una mia parente, non sapevo come dirglielo, però a un certo punto eravamo in macchina, avevo visto che sarebbe andato anche in un bel posto, per quello glielo volevo dire, no? Insomma aveva la sua bella età di 84 anni e gli dico: senti, ti devo dire una cosa, fra un po' ti stanno chiamando, però tu stai tranquilla perché andrai in un bel posto. Quella signora però era una brava cuoca, no? Allora io, per sdrammatizzare, gli ho detto: senti, quando vai su, però ricordati, no? Visto che sei una brava cuoca e fai sempre da mangiare di quelle cose eccezionali, ricordati che andrai a fare la cuoca per San Pietro, però tu ricordati di mandarmi un messaggio che sei arrivata bene. Morale della favola, io mi dimentico di queste cose che dico, perché ne dico tantissimi tutti i santi giorni. E cosa succede? Succede che passa il tempo, passano questi 3 mesi e questa signora a un certo punto prende un virus e muore. Io mi ero dimenticato di questa faccenda, no? Però cosa succede? Succede che quando io gli avevo detto 3 mesi prima che sarebbe purtroppo andata in paradiso o nell'alto astrale, gli dico di darmi la foto e la metto dentro la croce cosmica e la metto sopra un armadio. E me l'ero dimenticata lì. Sapete, quando si dicono certe cose, vabbè, nel mio campo si dicono queste cose, vabbè, non sono tanto leggerine, però io l'avevo dimenticata sopra lì. Infatti quando lei si era ammalata mi dava dei bobis alti e diciamo: come fa a essere ammalata e avere questo? Perché mi ero dimenticato della croce cosmica, mi ero dimenticato che mi aveva dato la foto,
e l'avevo piazzata lì in protezione. Morale della favola, lei quando muore, io dico, ma è impossibile che muore, questa è viva, perché ha dei bovis alti per una che è morta, è impossibile, sembra viva. Poi dopo qualche mese vado su a posizionare altri circuiti sopra l'armadio e ci trovo la croce cosmica con su questa signora parente che è morta. E allora mi sono ricordato come mai quando io la stavo analizzando dicevo che era ancora viva, perché la croce cosmica la proteggeva in un modo fenomenale, no? E fino lì niente di male, no? Passano gli anni e incontriamo questa veggente di Roma, bravissima, potentissima, con dei doni veramente importanti. E cosa succede? Succede che un giorno gli dico, senti, vorrei, come si dice, vedere che fine ha fatto mia nonna, no? Perché ci tengo, insomma, io sono nato che lei se n'è andata. In certo senso va a vedere questo parente e invece incontra una persona, no? Una persona che gli dice che mi vuole bene, insomma me la descrive, no? Io dico, ma chissà chi è, che però gli dà un segnale. Allora, prima io vi ho detto che quella mia parente, gli avevo detto, quando vai su a fare la cuoco sicuramente di San Pietro, e ricordati di mandarmi un segnale che, come si suol dire, sei arrivata su bene, no? E infatti questa signora racconta a questa veggente, che lei non sapeva chi era questa mia parente, racconta che stava bene, mi voleva bene, mi amava, e alla fine gli dice adesso devo andare perché a me piace cucinare e vado a cucinare e digli a Marietto che gli voglio bene, lo amo. Allora mi è venuto in mente quando io con la mia parente parlavo, gli dicevo, senti, quando arrivi su, visto che sei una bravissima cuoca, dammi un messaggio che sei arrivata bene. Quindi la croce cosmica aveva fatto il suo lavoro, aveva protetto anche questa anima, perché si vede che solo in un certo senso se lo meritava. Quindi l'importanza, e poi ci sono altri casi così, no? Comunque l'importanza della croce cosmica è veramente forte, è veramente una cosa che tutti dovrebbero avere, anche perché anni fa mi ricordo che c'era un gruppo misterico che non voleva che io la dessi in giro, che la regalassi in giro, e aveva fatto il tutto per poter frenare questa, come si suol dire, donazione, che però vi ricordo non è mia, ma è del capitano degli Alpini di Torino, che quando avevo 5 anni con mio papà sono venuti a trovarmi, me l'avevano fatta vedere. Quindi noi abbiamo questo potenziale di 90 anni, possiamo essere anche dei birichini, ma c'è sempre la possibilità di fare una marcia indietro, di attivare i circuiti giusti, tipo ad esempio quelli della croce cosmica. Possiamo attivare delle pulizie radioniche con 100 euro che ci danno un piccolo calcio, ma poi dopo dobbiamo sempre anche noi fare la nostra parte, attivare la croce cosmica, attivare dei circuiti che tagliano dei legami perniciosi. Questo però è importante da capire, che i legami perniciosi o cristallizzati potrebbero anche toglierci gente che noi in questo momento pensiamo che siano validi, proprio perché siamo magari un po' distratti, un pochettino fuori delle righe, pensiamo che magari siano persone valide, invece magari sono delle persone che ci stanno deragliando, no? Quindi il consiglio Marietto è sempre attivare la croce cosmica, sempre attivare la Pollonius, che sono delle cose gratuite, si mette la foto magari di quando si era piccolini, così che nel campo eterico va a pulire anche quando eravamo piccolini, e si lasciano lì sopra l'armadio. Se volete, qualcuno non ci crede, non vi vuol dare una vostra foto, una sua foto, scusate, da mettere lì sopra per proteggerlo, basta che gliela fate vedere, non gli dite che gli entra nel subconscio e vi ringrazierà nella prossima vita, no? Come ho fatto io col capitano degli Alpini, avevo 5 anni, me l'ha fatto vedere, io pensavo che era un mirino di una pistola d'acqua,
e invece era la mia salvezza. Quindi questi sono i primi passaggi e poi chiaramente seguire qualcuno che vi può guidare. Il Marietto Veneziano, il The Guard, sapete che ha più di 500 pillole ormai nel suo canale, io ne ho quasi 1000, no? In cui periodicamente in fondo ripeto come un tamburel battente sempre le stesse cose, perché alla fine la radionica non è che può inventare l'acqua calda, è sempre quella, no? Però molti che mi seguono, se ne aggiungono altri nuovi che non hanno mai sentito queste cose, magari perché erano attaccati a materialità. Sapete, per darvi un'idea della materialità, mio padre vero era una persona non ricca, ricchissima, ma ricca, no? È sempre vissuto nell'indigenza, era un militare. E una sera è venuto dove abitavo, loro viaggiavano sempre di notte, perché avevano paura, anche loro, non erano dei dì, no? Lui è sempre vissuto nell'indigenza, era un cabalista, era un sensitivo, un mago, cabalista, chiamatelo come volete. E si presenta con Rolex d'oro, io mi sveglio, avevo 23 anni, no? E mi sveglio in questa cameretta e lui mi dice: senti, noi siamo ricchissimi, ti posso dare tutta la ricchezza che vuoi oppure la spiritualità. Chiaramente io ho 23 anni, in quel periodo lì, sapete, Rolex d'oro, cioè sto parlando quasi di 39 anni fa, vedo questo Rolex d'oro, vedo mio padre che ritorna e gli dico: senti, voglio Rolex, voglio i soldi, no? Voglio la bella vita. Allora lui era accompagnato da un maresciallo dei carabinieri, mi ricordo, io ero mezzo rimbambito, mi hanno cominciato a riempire di botte, ma me ne ha date tante e non capivo, no? Ero felice di vederlo dopo tanti anni e poi se n'è andato. Qualche mese dopo torna per la seconda volta e mi fa la stessa domanda, mi fa vedere questo Rolex d'oro, no? Mi dice: guarda, noi siamo ricchissimi, possiamo fare quello che vogliamo, cosa vuoi? La ricchezza o vuoi la spiritualità? E io ho pensato, magari si è pentito di avermi picchiato, massacrato di botte, sempre col maresciallo, no? E il maresciallo non ci faceva più, la seconda volta ha cominciato ancora a picchiarmi, piangeva il maresciallo, gli diceva: ma lasci in pace questo povero ragazzo di qua di là. Lui picchiava giù duro, Mi ricordo che la terza volta è arrivato, la seconda volta ero svenuto dal dolore, la terza volta è arrivato e ho detto: no, io Rolex d'oro non voglio la spiritualità. E allora lui mi ha detto: bene, a te non ti mancherà mai niente di quello di cui avrei bisogno. E se n'è andato. Io ho dovuto avere 2 passatine di quelle toste per riuscire a capire che dalla materialità bisogna stare lontano, ma alcune volte ai propri figli, se sono ignoranti, bisogna dargli la giusta dose di aiuto per capire che deve stare lontano dalla materialità. Lui poteva tanta cosa, ha sempre vissuto nell'indigenza, sebbene poteva costruirsi palazzi, era un militare, poteva fare qualsiasi cosa. Era rispettatissimo dei suoi subalterni, proprio perché sapevano di queste qualità, di queste forze. E questo è quanto. Quindi chi è attaccato alla materialità e segue il Marietto ha sbagliato, cioè nel senso ha sbagliato seguire il Marietto, no? Che invece incomincia a capire che magari verso 50, 60 e 70 anni è meglio pensare al dopo, no? Con la materialità può anche aiutare gente più semplice o che ha meno avuto fortuna di lui. Chiaro che poi alla fine, no, uno dice: nascono tutti incendiari e poi se ne vanno via tutti pompieri. Però chiaro che chi è nato spiritualista ha una botta di fortuna, perché fondamentalmente le strade le hanno costruite i materialisti, gli stadi li hanno costruiti i materialisti, certe, come si dice, ricerche scientifiche li hanno ricostruiti i materialisti, e alla fine lo spiritualista si siede e vive di rendita. Anche questo è vero. Comunque il mio consiglio, materialista o spiritualista che uno sia, se non avete una parente, no, che è una brava cuoca e la mettete nel circuito della croce cosmica, mettete chiunque voi volete, ma mettetelo, l'importante è che lo proteggete. Se invece non vogliono darvi la foto, lo mettete in un modo che lui lo possa vedere per 2 o 3 minuti e la cosa è fatta. Questo è un piccolo passo
perché se noi continuiamo ad aiutare gli altri, di conseguenza si creerà un'onda vibrazionale positiva che aiuterà poi tutti. Quindi dare la possibilità agli altri di essere protetti dalla croce cosmica indirettamente farà bene a tutto questo gruppo che si chiama Patria Italiana. Bene, cari amici, io ho detto la mia filippica, spero di essere stato chiaro sulla croce cosmica, spero che se avete qualche parente che magari era un po' materialista, sicuramente non sta bene, andate a prendere una sua foto e cercate di aiutarlo proteggendolo mettendo una croce cosmica. Per il momento è tutto, avrei voluto spiegarvi ancora la differenza sostanziale fra radionica e radiestesia, ma sarà per la prossima pillola. Se non l'avete ancora fatto, potete iscrivervi al canale di Hildegard Amaretto Veneziano, se no anche nei gruppi Facebook o nel sito capitano.altavista.org, dove ci sono dei ebook gratuiti da scaricare. Ci sono più di 100 circuiti quadranti radiostetici gratuiti da scaricare, e in più eventualmente nei gruppi Facebook ci sono la stessa cosa. Bene, cari amici, il vostro Marietto vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Ricordatevi della croce cosmica, dell'Apollonius e di tutti gli altri circuiti gratuiti. Nell'eventualità avete qualche euro in più, il vostro Marietto vi consiglia di fare una bella pulizia radiostesica, costa 100 euro, o dalla Hildegard del Marietto Veneziano, male non fa e sicuramente dà una bella botta radionica per tutte quelle sporcizie eteriche che uno si è caricato nel suo passato, nel suo presente. Poi chiaramente la pulizia radionica deve essere perpetuata nel tempo, proprio per sempre avere, ma questo è un altro discorso, poi uno se la deve sentire, però almeno dà dei bei tagli a certi legami karmici che magari uno ha, neanche se ne rende conto. Me ne rendo conto io quando pulisco le persone, che dopo mezz'ora mi viene quasi da andare in coma, proprio perché sento queste energie nefaste che praticamente erano collegate al soggetto, al committente dell'operazione. Bene, cari amici, il vostro Marietto è finito, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e alla prossima, ciao!